Buonasera a tutti, siamo felici di essere in questo bellissimo luogo a commemorare Ferruccio Busoni, il centenario della nascita di questo grandissimo compositore italiano, abbastanza trascurato purtroppo, come spesso accade da noi in Italia. Intanto vi presento il maestro Samuele Chino, che con me terrà questo incontro, un bravissimo pianista, maestro collaboratore, direttore d'orchestra che ha collaborato con tanti teatri italiani e sta facendo una bellissima carriera e quello che è bello è che si occupa anche di musicologia, nel senso che unisce, diciamo, la musica pratica con le riflessioni sull'arte musicale. Ecco, tornando a Busoni, è una figura molto complessa, compositore, addirittura scrittore di libretti drammatici per opere sue e anche per opere di altri, interprete, grandissimo interprete, studioso, editore di prestigiose edizioni, revisore accuratissimo. Addirittura inventore di una nuova tecnica pianistica. Insomma, tutte queste cose insieme fanno subito vedere che da un lato era una persona coltissima, raffinata, che ricercava i manoscritti, le prime edizioni listiane in tutta Europa, dall'altro era anche un musicista pratico. Lui stesso si è definito un cavallo da circo, diciamo, nel senso che il suo rapporto col concertismo è sempre stato molto complesso. In molte lettere, in molte testimonianze gli pesava moltissimo dover effettuare queste tournée, perché pensava che queste tournée togliessero tempo alla composizione, alla riflessione, al suo studio, eccetera. Dall'altro canto però, quando negli ultimi anni della sua vita, essendo molto malato, non poté più girare per l'Europa, e anche poi ricordiamo anche che fece 4 tournée negli Stati Uniti, insomma, all'epoca viaggiare era un grossissimo impegno anche fisico, insomma, e appunto gli mancava moltissimo il concertismo, proprio perché il concertismo era visto da lui come una ricerca continua sui testi, un'analisi continua dei testi che lui andava a interpretare, e quindi spesso appunto come pianista veniva accusato di ricomporre le opere, ricomporre nel senso che andare a cercare dentro la musica quei lati che a lui interessavano come compositore, insomma. Per inquadrare un attimo il suo mondo, vi leggo una frase di Fedele D'Amico molto importante. Dice: il compositore crea non già operando su astratti materiali linguistici, ma portando avanti un passato già formalizzato. Per Busoni la musica è un patrimonio storico in movimento, un insieme di energie già orientate che il compositore non ha da inventare, bensì da elaborare estraendole. Poco importa se dal cosmo, dove milioni di melodie aleggiano, egli dice tuttora celate, o dalla virtualità di una partitura già scritta. Appunto Busoni è noto soprattutto, è universalmente noto per le sue versioni bacchiane e in generale per tutte le forme di revisione, di adattamento, di trasformazione di materiali già noti, insomma, di materiali esistenti, appunto perché lui pensava che la composizione parte non da materiali linguistici astratti, ma dalle melodie che girano, diciamo, nel cosmo, no? Anche come interprete lui era molto severo nella dizione, nella polifonia, nel tenere il tempo, ma allo stesso tempo era molto nuovo nella timbrica, nella scelta di colori. Quindi c'è sempre questa unione tra l'antico e il moderno che lo caratterizza in modo assoluto. Tutte le opere che ascolteremo, molte, diciamo, delle opere che ascolteremo stasera, si riferiscono a questa grande opera che è l'ultima della sua produzione ed è anche incompiuta, il Dr. Faust, di cui appunto ci parlerà Samuele Chino adesso brevemente.
Ma non è una scelta casuale, perché appunto Busoni ammette di aver operato negli ultimi 10 anni di vita per produrre questa sola opera e che tutto il resto sia studio, argomento, materiale per quest'opera principale che tutto deve racchiudere, con forte anelito alla compiutezza in duplice senso, come perfezione e come compimento, conclusione di tentativi precedenti. Dice: da 10 anni sistematicamente e consapevolmente ho concepito ogni nota, ogni suono solo come schizzo, preparazione e tentativo. Quindi nel Dr. Faust si ritrova tutto quanto già si conosce, diluito, adattato, rielaborato. Ecco, infatti un po' tutte le composizioni che sentiremo stasera, almeno quelle dell'ultimo periodo, perché abbiamo anche alcune composizioni giovanili, si ritrovano nel Dr. Faust. Adesso, prima di passare la parola a Samuele, vi dico 2 parole sulle sui primi brani che ascolteremo, cioè le 2 elegie, all'Italia e la Bercese, e poi queste per pianoforte, e poi le novellette e la serenata per clarinetto e pianoforte. Allora, questi 2 brani per clarinetto e pianoforte sono di un Busoni tredicenne. Aveva un grandissimo talento per la composizione e soprattutto già da allora, nelle composizioni intorno tra i 10 e i 13 anni, si nota che c'è un influsso stilistico molto vario, evidentemente proveniente dai suoi studi pianistici, a volte Schumann, a volte Mendelssohn, sicuramente Bach, che è stato, diciamo, il compositore da lui più amato e che è stato, diciamo, il faro di tutta la sua esperienza artistica, e anche Mozart, ma già con un carattere di innovazione. Queste prime composizioni non sono certo dei capolavori come quelle degli ultimi periodi, però non sono neanche dei calchi di classici, riesce a riassorbire, rielaborare, riadattare i materiali in maniera originale. È il caso appunto di queste 2 opere per clarinetto e pianoforte, che anche queste, dunque, Novelletten si riferisce ovviamente a Schumann, ai brani di Schumann come titolo, diciamo, e entrambi furono scritti insieme a molti altri. C'è un abbastanza nutrito repertorio per clarinetto e pianoforte per il padre clarinettista, figura molto particolare, a metà tra l'istrione, diciamo, il saltimbanco, però empolese. Infatti la casa natale di Busoni è a Empoli, e che gli procurò anche un sacco di noie. Infatti per tutta la giovinezza Busoni dovette praticamente mantenerlo dando concerti. Si parla di un'età tra i 15 e i 18 anni, insomma, perché questo padre praticamente non riusciva a sostenersi, insomma, e quindi la sua carriera è stata anche abbastanza rallentata dal fatto di dover proprio lavorare anche tramite trascrizioni, adattamenti, rielaborazioni che gli chiedevano gli editori proprio per mantenere il padre. E questi brani fanno parte appunto di questo repertorio che il padre andava a suonare in origine con la madre ancor prima che Busoni nascesse, e poi diciamo sempre meno, ma comunque era un cosiddetto virtuoso di clarinetto, insomma un personaggio abbastanza tipico nell'Italia dell'epoca. Le 2 elegie sono tra le opere più importanti. L'elegia all'Italia discende direttamente dal concerto, un'opera monumentale in 4 tempi con coro maschile, pianoforte, coro maschile e grande orchestra, e anche questo non è una vera e propria rielaborazione, ma riprende il motivo che nel concerto si chiama all'italiana, per farne, diciamo, una nuova versione. Importante invece la Berceuse, che è qui una prima versione della più tarda Berceuse et les Jacques, che è per orchestra e che poi ebbe anche una trascrizione cameristica.
Mercedes Le Giac, che scrisse nel 1909 in ricordo della madre e che per Busoni rappresenta un pezzo di svolta, insomma, perché si affaccia, diciamo, al modernismo in modo abbastanza notevole per il suo modo di scrivere musica, e al tempo stesso però riesce a raggiungere, diciamo, quel grado di espressività a cui Busoni teneva molto, insomma. Ecco, allora io adesso lascerei la parola a Samuele, che ci parlerà del Dr. Faust, e poi ascoltiamo i primi 2 brani di musica. Grazie. Dunque, buonasera a tutti, ringrazio il maestro Orvieto per l'invito. È un piacere per me essere qui a parlarvi del mito di Faust e delle sue 2 straordinarie trasposizioni operistiche italiane, in realtà di 2 italiani, quella di Busoni, Dr. Faust, e quella di Boito, cioè il Mefistofele. Ora, nel giugno del 1918 Boito si spegne a Milano e subito Busoni scrive nel Nuovo Giornale di Zurigo un articolo in ricordo del suo amico di vecchia data e scrive: conobbi personalmente Boito ad Arezzo, fu mi pare nell'anno 1882. In quella circostanza come opera celebrativa si dette il Mefistofele. Ebbi il permesso di assistere alle prove, imparai a memoria l'opera, mi entusiasmai per essa e per il compositore. Così si incontrarono i 2 maggiori compositori italiani che ebbero il coraggio di affrontare il mito faustiano. Ecco, quale fosse il reale disegno di questo strano destino che li volle far conoscere quando Busoni era ancora un ragazzo, non c'è dato sapere, ma per certi versi che l'amore condiviso per quell'antico mito c'entri qualcosa sembra plausibile. Ed è proprio da quell'antica storia che io vorrei partire. Ora, il personaggio leggendario di Faust sicuramente prende origine da un personaggio realmente esistito, ovvero il dottor Johannes Faust, nato alla fine del 400 probabilmente nella regione di Württemberg. Di umili origini viaggiò per la Germania per apprendere il mestiere, si interessò principalmente alla magia con l'obiettivo di conoscere e comprendere i misteriosi fenomeni del mondo materiale e metafisico, come molti altri studiosi del Rinascimento, d'altra parte, che allo stesso tempo studiavano anche moltissime altre materie come teologia, matematica, medicina. È interessante notare a tal proposito che Busoni, nel periodo in cui desiderava dare a quest'Italia, come scrive lui, un'opera nazionale come Wagner l'ha data alla Germania, periodo che precede la stesura del Dr. Faust, progettò di comporre un'opera su un altro grande personaggio e studioso del Rinascimento, e cioè Leonardo da Vinci, che fu praticamente contemporaneo di Faust, del reale Dr. Faust. Busoni stesso scrisse nel suo diario: Leonardo, Faust italiano, in un momento decisivo per la partitura del suo Dr. Faust, e fu proprio a partire dagli appunti musicali per quell'opera, che non fu mai composta a causa del rifiuto di D'Annunzio di scrivere nel libretto, che il lavoro sul Faust ebbe inizio in maniera quasi febbrile. Ecco, lui scrive Leonardo, non Leonardo. Comunque, tornando al Faust storico, non si hanno molte altre informazioni su di lui, ma è certo che dopo essere stato accusato di negromanzia, cosa che lo costrinse a vagabondare per la Germania, morì a seguito di un'esplosione durante un esperimento di alchimia. Sembra che tutta la stanza in cui lavorava sia stata trovata imbrattata di sangue, il cervello spiaccicato alla parete, vi erano pure i suoi occhi e molti denti sparsi qua e là, e infine il suo corpo fu trovato fuori accanto al concime, orribilmente sfigurato. Ecco, questa morte violentissima fu interpretata dalla Chiesa come un indizio del fatto che era stato il diavolo ad aver posto alla fine del famoso negromante, e subito nacquero i primi chiacchiericci e le prime leggende, che tramandate dapprima oralmente si trasformarono poi in vari racconti scritti. Storia del dottor Johann Faust, ben noto mago e negromante, pubblicato da Johann Spiess nel 1587, è ritenuto il primo libro popolare dedicato alla leggenda e sarà determinante per la diffusione della storia.
Sarà infatti la sua traduzione inglese a fare da fonte primaria per il celebre dramma di Christopher Marlowe del 1590, La tragica storia del dottor Faust, che, e questo è importante, a sua volta sarà una delle fonti di Busoni, da Marlowe probabilmente prendere il titolo Dottor Faust, che a sua volta sarà che appunto Busoni utilizza come fonte insieme naturalmente ai Faust Puppenspiele. Ecco, questi spettacoli di marionette furono un altro dei veicoli che diffusero la leggenda di Faust in tutta la Germania, soprattutto a livello popolare, e ad essi è legata anche la prima apparizione in questa storia della musica. La musica infatti nel XVI secolo era stata resa parte integrante degli spettacoli teatrali e del teatro di marionette legati all'alchimista di Württemberg, e da allora la sua stessa storia fu strettamente legata a questa leggenda. Si pensi, tanto per fare un esempio non banale, che la prima colonna sonora firmata da un italiano, tra l'altro niente po' di meno che Pietro Mascagni da Livorno, fu per un film muto del 1917 ispirato alla leggenda di Faust declinata al femminile. Il titolo del film è Rapsodia satanica. Comunque, in ogni caso, a metà del Settecento, tra l'Inghilterra, l'Austria e la Germania, si incominciano a scrivere un gran numero di opere liriche, non dimenticando tuttavia anche i vari balli pantomimi, su soggetto faustiano. Tra tutte queste opere una particolare importanza al Faust di Spohr del 1813, soprattutto per il repertorio lirico tedesco in realtà. Quella di Spohr è un'opera ricca di magia, pozioni d'amore, cavalieri e mitologia nordica, ed è importante da conoscere perché non fu influenzata dal Faust di Goethe, ed è quindi esempio di come venisse trattato in musica il mito prima della pubblicazione del capolavoro gotiano. Il Faust di Goethe fu pubblicato nel 1808 e influenzò profondamente la cultura dell'Ottocento. In ambito musicale, dalla sua pubblicazione si generò una situazione abbastanza particolare. Infatti, considerando che dal 1808 per affrontare il mito di Faust era divenuto necessario partire dalla massima forma che Goethe gli aveva dato, è curioso notare come in Germania nessun musicista osasse affrontare direttamente e globalmente il testo di Goethe, soprattutto in ambito operistico. Ecco quindi che nell'Ottocento il Faust in musica prende varie strade che io ho diviso in 4 filoni principali, di cui il primo è la lideristica. Per comprendere quale grande importanza abbia avuto il dramma goetiano per questo genere, si pensi che il giorno dell'ottobre 1817, in cui è stato scritto da Schubert il celeberrimo Lied Margherita all'arcolaio, su testo tratto dal Faust di Goethe, è stato indicato come la data di nascita del Lied tedesco. Di leader su questo testo ne esistono diverse versioni e la sua diffusione fu tale che anche il nostro gran vecchio Giuseppe Verdi lo utilizzò tradotto da Luigi Balestra per una sua lirica da camera. Altri 2 estratti del Faust, tra i tanti naturalmente, che vennero utilizzati spessissimo nella lideristica, sono quelli della canzone di Mefistofele, che musicherà anche un compositore russo del calibro di Mussorgsky, e della canzone di Brander, entrambe cantate nella scena della taverna di Auerbach a Lipsia, ed entrambe musicate nel Novecento anche da Busoni, a riprova che il compositore empolese non rinunciò mai al confronto con Goethe. Il secondo genere musicale che nell'Ottocento si occupa del mito di Faust è quello della musica a programma sinfonica. Di significativa importanza sono la Faust Overture di Wagner, l'Ottava Sinfonia di Mahler e soprattutto la Sinfonia Faust di Liszt, in cui curiosamente i 3 movimenti sono la rappresentazione musicale dei 3 personaggi del dramma, e cioè Faust, Margherita e Mefistofele. Questa sinfonia Busoni ebbe modo di studiarla a fondo e anche di dirigerla durante il suo periodo di insegnamento al Conservatorio di Bologna, e fu dunque una di quelle composizioni che ebbero una influenza sul suo Dr. Faust. Il terzo genere che si occupò della leggenda è quello della cantata / oratorio in realtà,
Di questo repertorio è necessario ricordare due grandi opere. La prima è Scene dal Faust di Goethe di Robert Schumann, il quale ha il merito di essere stato l'unico compositore di area tedesca dell'epoca che per certi versi affrontò integralmente il testo goetheano, concentrandosi poi in particolare sugli elementi mistici e spirituali. E la seconda è la dannazione di Faust di Berlioz, oggigiorno spesso eseguita in forma scenica, in cui il compositore francese, al contrario di Schumann, si concentra in particolare sugli elementi fantastici del dramma. Ecco, questa è un'altra di quelle partiture che Busoni conobbe ed apprezzò e che poi ebbe un'influenza sul Dottor Faust. Scrisse per esempio lo stesso Busoni: nel Faust di Berlioz, quando una fuga inizia con la parola Amen, l'effetto è comico perché questo Amen è cantato da studenti ubriachi in una cantina di vino. Un'idea sottile di comicità che è impossibile non rivedere realizzata forse ancora più in grande nella scena della taverna del Dottor Faust. Il quarto e ultimo genere su cui la leggenda di Faust ebbe una grande influenza nell'Ottocento è naturalmente quello dell'opera lirica, ma come già visto in questo caso fuori dall'area tedesca. L'opera che è necessario rammentare è naturalmente il Faust di Gounod, l'opera dedicata al personaggio di Faust ancora oggi più rappresentata, ed è a partire da questo capolavoro in lingua francese che ci ricolleghiamo al nostro Boito. La conquista delle scene da parte del Faust di Gounod avvenne infatti proprio mentre il giovanissimo Boito era al lavoro sul suo enorme progetto di musicare il Faust gotiano in tutta la sua interezza. A differenza di altri autori che prediligono la prima parte del poema trascurando la seconda, dedicata a tematiche filosofiche, Boito vuole riprendere nel suo dramma tutta la vicenda faustiana, un'impresa che non era ancora mai stata tentata. Nei progetti di Boito due opere distinte sarebbero dovute venire alla luce, dal titolo Mefistofele ed Elena, ma visto che il Faust francese era trasposizione della sola prima parte del Faust gotiano e termina con la morte di Margherita così come lo sarebbe stata il suo Mefistofele, decise per non creare doppioni di condensare il dittico in un solo grande melodramma che avrebbe poi preso il nome naturalmente di Mefistofele. La fedeltà linguistica a Goethe da parte di Boito fu assoluta e la sua capacità di condensare il dramma riuscendo a non rinunciare a nulla di essenziale fu incredibile. In breve abbiamo naturalmente la sfida iniziale di Mefistofele con Dio, il patto con Faust, la seduzione di Margherita, un sabba demoniaco, la morte di Margherita, il sabba classico con questo amore ideale per Elena di Troia e la salvezza finale di Faust con la vittoria del cielo. Busoni ebbe grande considerazione dell'opera dell'amico e scrisse che egli abbia potuto concepire l'idea di musicare tutt'intero il Faust di Goethe in quel tempo e in Italia, questo esige rispetto. Busoni invece, da uomo maturo e saggio, evitò il confronto diretto con Goethe. Si chiede nell'indirizzo del poeta agli spettatori che poteva dunque un maestro di musica in paragone di un mago, come lui definiva Goethe. Il suo principale riferimento fu quindi, come anticipato, quello dei Faustpuppenspiele, gli spettacoli di marionette tedeschi. Questo, per certi versi, fu rivoluzionario. Il teatro di marionette nella vita di Busoni rappresenta un leitmotiv e un ricordo in particolare lega il compositore a questo genere di spettacolo. I suoi genitori, quando Busoni era solo un bambino, infatti, si separarono e di questa cosa il ragazzo soffrì moltissimo. Un giorno d'autunno dell'anno seguente la madre, con la quale lui era rimasto, lo accompagnò ad uno spettacolo di marionette. Uscito dallo spettacolo, il giovane Busoni si trovò di fronte a suo padre, pronto a tornare a casa. Lui stesso ricorda l'episodio ancora con un certo coinvolgimento nei due frammenti autobiografici e aggiunge: da quel giorno la mia vita cambiò completamente. In ogni caso Busoni, rifacendosi alle antiche leggende a favor di musica, inserisce nel suo dramma elementi magici, riferimenti esoterici e una grande quantità di significati simbolici nascosti e di significati psicologici. Una storia quindi riplasmata fino a diventare creazione teatrale profondamente originale.
In breve, Faust, dopo aver stipulato il patto con Mefistofele, seduce la duchessa di Parma e con lei fugge. Tempo dopo, in una taverna dove sta filosofeggiando con degli studenti, scopre da Mefistofele che la duchessa e il figlio che ha avuto da lei sono morti. Ha una visione di Elena di Troia proveniente dal fantoccio del figlio portato da Mefistofele e alla fine, ormai vecchio e solo, incontra una trasfigurazione della duchessa che gli porge il corpo morto del figlioletto e lui, disegnando a terra ed entrando nello stesso cerchio con il quale avevo evocato i demoni, trasferisce la sua forza vitale al bambino, sacrificando la sua vita. Questo finale, contemporaneamente ateo e mistico, per certi versi è indice di come nel dramma di Busoni manchi la figura di Dio e anche della sua antitesi, ed è la conseguenza dei rapporti di Busoni con il poeta Ludwig Rubiner, portavoce del movimento dell'attivismo e fedele all'idea dell'uomo nuovo e del mondo nuovo. Se nel dramma di Boito Faust viene salvato da Dio, perpetuandone la volontà, per la sua visione di un placido mondo, visione che vale il suo arrestati sei bello, in Busoni la volontà di Faust si perpetua nel figlio. Da questo punto di vista le due opere sono dunque profondamente diverse, cosa che è resa evidente e palese dalla diversità dei due titoli. Nel Mefistofele è il re delle tenebre il vero protagonista della vicenda, mentre Faust ne subisce l'influenza seguendolo nelle situazioni più disparate, mentre nel Dr. Faust la situazione è ribaltata. Faust ha una volontà e una personalità così forti che lo rendono in grado di tenere testa a Mefistofele, il quale è costretto a raggiungerlo ad apparirgli. E per ora direi di passare alla musica, perché ho parlato anche troppo. Grazie a Samuele Chino per questa bellissima visione di tutti, di moltissimi comunque saggi faustiani in musica. E allora adesso cominciamo con le due elegie e i brani per clarinetto e pianoforte. Devo fare una piccola presentazione e io suonerò soltanto la prima elegia verrò in Italia, numero 2.
Adesso non abbiamo il tempo di fare nessun tipo di analisi, ma giusto per esplicitare quello che prima dicevo, nelle novellette, il primo brano che abbiamo sentito, avete sentito come l'inizio era un accompagnamento di tipico stampo bacchiano, sul quale però Busoni ha scritto una melodia di carattere romantico, insomma. Poi è seguito un corale, un vero e proprio corale bacchiano. Poi però questo corale è stato fiorito e addirittura è poi diventato l'accompagnamento di una melodia sempre di tipo schumanniano. Ecco, già da allora, già 13enne, lui aveva questa capacità di fagocitare i materiali, trasformarli. Ecco. Allora continuiamo con la relazione di Samuele sul Faust. Dunque, eravamo arrivati un po' a vedere quali sono le differenze tra il Mefistofele e il Dottor Faust e avevo concluso dicendo che queste due opere nascondono però anche inaspettate analogie. E d'altro canto, come abbiamo visto, Busoni imparò a memoria l'opera di Boito a soli 16 anni durante la produzione ad Arezzo. E da quel momento la loro amicizia e stima fu reciproca e fu continuativa anche. Diversamente non poteva essere, data l'affinità dei due personaggi, entrambi attanagliati da un dualismo di fondo che non seppero mai risolvere del tutto. Erano italiani ma con origini d'Oltralpe per linea materna, Boito aveva la madre polacca e Busoni aveva la madre tedesca. Erano scissi tra un'intelligenza critica, razionale e l'impulso creativo libero. Boito era da sempre sospeso tra l'attività di poeta e quella di musicista e Busoni tra due modi per certi versi di vivere la musica. Uno reale per certi versi, cioè quello del pianista, e uno ideale naturalmente, il teorico, il compositore. Ecco, naturale dunque che due artisti dalla personalità così dualistica si appassionassero entrambi al Faust, personaggio costantemente in bilico tra il bene e il male, tra raziocinio ed esaltazione mistica. È curioso scoprire che però queste affinità elettive, come Goethe le avrebbe definite, non rimangono su un piano esclusivamente personale, ma si possono cogliere invece anche nelle premesse artistiche delle loro opere dedicate al mito faustiano. Entrambe le opere nacquero con la precisa volontà di rivoluzionare il teatro musicale e nonostante la distanza temporale che le separa, i due compositori arrivano per certi versi allo stesso risultato sul piano formale, l'introduzione di forme chiuse assolutamente mai utilizzate nel campo del teatro musicale. Importante per capire l'opera di Busoni è il suo concetto di unità della musica, per il quale tutte le manifestazioni musicali costituiscono una unità e non bisogna dunque distinguerle per loro destinazione, forma o mezzo sonoro impiegato. Proprio per questo l'opera lirica può essere per Busoni la forma unica e universale del contenuto musicale in cui, senza rischiare l'incoerenza, si può riversare ogni sforzo formale, ogni ricerca armonica, ritmica, timbrica. Questo era di fatto però anche uno dei punti della rivoluzione teatrale per Boito. Scriveva infatti l'attuazione del più vasto sviluppo tonale e ritmico possibile oggi. Tuttavia, se per Boito questa ricerca musicale è finalizzata a ottenere un'opera d'arte totale, in senso quasi wagneriano, in cui la poesia non fosse più l'ancella della musica, Busoni pensa invece al contrario ad un Gesamtkunstwerk musicale. Ecco quindi che la definizione di libretto stava stretta sia a Boito, visto che la parola doveva acquistare una nuova e completa autonomia, sia a Busoni, visto che la parola doveva essere al servizio della musica. Così Boito chiama il libretto tragedia, riferendosi naturalmente all'antico dramma greco, e Busoni lo chiama poema per musica, mettendo quindi di nuovo la musica al primo piano. Il compositore empolese riteneva infatti che alla fine il dramma lirico dovesse essere governato dalla musica espressa in tutte le sue forme e non dalla narrazione o dalla parola, e dovesse quindi essere in grado di sostenersi efficacemente anche eliminando voci e scena, a dimostrazione del pieno raggiungimento dell'indipendenza e della coerenza musicale sugli altri elementi dell'organismo drammatico.
Era come se per Busoni la parola e la scena fossero voci di quell'immenso contrappunto che era già la partitura del Dottor Faust, una partitura estremamente complessa e il cui materiale musicale, come ha anticipato il maestro Orvieto, deriva da una grandissima quantità di brani scritti da Busoni prima e durante la stesura dell'opera, ma non legati ad essa in quanto a destinazione, in modo da accentuare così il significato formale autonomo della musica, evitando di asservirla alle parole e alla scena. Il materiale musicale originariamente slegato dall'opera fu integrato da Busoni in maniera incredibilmente organica. Ogni sforzo musicale della sua vita trovò per certi versi il suo posto nell'opera, la quale può dunque realmente essere vista come il compendio artistico esistenziale di Busoni in tutti i sensi. Si pensi per esempio che l'opera comincia con una sinfonia rappresentante il Vespro di Pasqua, un riferimento biografico visto che Busoni era nato proprio il giorno di Pasqua. Inoltre, secondo una recente e interessante interpretazione, il dramma stesso può essere visto come una rappresentazione della volontà del compositore Busoni. Faust, cioè Busoni, quando si unisce con la bellezza, e cioè la duchessa, per Busoni la musica, dà alla luce un bambino che riflette anche in modo imperfetto Elena, e cioè Busoni l'avrebbe definita la perfezione musicale, la musica assoluta. E come la volontà di Faust viene preservata dal figlio nell'opera di Busoni, così la volontà del compositore verrà preservata eternamente dalla sua opera. Il confronto tra il Mefistofele e il Dottor Faust presenta delle difficoltà. Per prima cosa, l'opera di Busoni è rimasta incompleta. Non fece infatti in tempo a comporre la visione di Elena di Troia e l'ultima parte dell'ultimo atto, fermandosi, forse per ironia del fato, alle parole «Oh, pregare, pregare, dove trovare le parole?» L'opera fu completata dal suo pupillo, Philipp Jarnack, che non ebbe tuttavia la possibilità di visionare alcuni appunti di Busoni per quanto riguarda la musica da utilizzare per queste scene. Dal punto di vista musicale dovete quindi metterci molto del suo. Jarnack decise però di tagliare una parte del monologo finale di Faust in quanto lo riteneva troppo lungo. Decisione discutibile per certi versi, in quanto senza le parole in cui Faust si dice ormai liberato da Dio come dal diavolo, non si comprende più la necessità in cui egli si trova di violare la soglia della Chiesa per poter compiere il suo ultimo gesto, far risuscitare il bambino morto. Il taglio viene così a ledere la portata umanistica e atea della scena finale e di conseguenza dell'intera opera. Anthony Beaumont ha prodotto, dopo anni di ricerche sulle fonti per comprendere le reali volontà di Busoni, una nuova versione delle parti mancanti, sicuramente più fedeli all'idea originaria. La seconda difficoltà del confronto tra le due opere è rappresentata dal fatto che di Mefistofele di fatto ne esistono due versioni, e per certi versi molto diverse anche. Non si sa se Busoni le conoscesse entrambe, sicuramente la versione che imparò a memoria è la seconda, ma può essere che, vista l'amicizia duratura con Boito, quest'ultimo gli avesse parlato anche della prima versione. Il Dottor Faust condivide con la prima versione dell'opera di Boito, per esempio, la vocalità baritonale di Faust, che fu trasformato in tenore nella seconda versione. Già questa era una grande novità per l'epoca di Boito, la cui volontà era quella di spezzare il classico triangolo amoroso, cioè quella del tenore che è innamorato della soprano ed ostacolato dal baritono, al fine di dimostrare che non vi era alcun obbligo stilistico che imponesse di soffermarsi in modo esclusivo sulla canonica vicenda amorosa. Boito anticipò quindi le idee di Busoni, il quale ripudiò sempre la sensualità e il soggettivismo, l'esaltazione e l'onnipresenza dell'amore in scena. Scriveva Busoni: niente di peggio che vedere e ascoltare un uomo piccolo e una signora grassa che ardono l'uno per l'altro in melodie tenendosi per mano. Ora, a livello di concezione formale, la macrostruttura del Dottor Faust è un libero modello architettonica di figura circolare, costituito non da atti ma da parti chiuse e autosufficienti,
in organica successione tra loro e correlate da situazioni, personaggi, simboli e forme disposti in simmetria a specchio. Al centro dello svolgimento drammatico c'è il quadro primo alla corte di Parma che fa da asse di simmetria della macroforma e divide in due il viaggio di Faust tra la perdita di coscienza e la graduale riacquisizione di sé. Le altre scene poi sono simmetricamente in relazione l'una con l'altra per tematiche, ambientazioni, eccetera. Ecco, in realtà una macrostruttura simile è alla base anche del primo Mefistofele. Boito ricerca questo tipo di costruzione per rimanere il più fedele possibile a Goethe, il quale, grande adoratore della forma, incomincia il suo poema come lo finisce. La prima e l'ultima parola del Faust si ricongiungono in cielo. Ecco quindi che nel Mefistofele, al centro dell'azione drammatica, sta l'atto terzo, la morte di Margherita, che ha la stessa funzione di divisorio del viaggio faustiano che ha il primo quadro del Dottor Faust, e le altre parti sono poi in relazioni di simmetria le une con le altre. Il musicologo Sergio Sablich evidenzia come la sinfonia del Dottor Faust, dalla forma circolare e statica, su un piano inferiore rispecchi la macrostruttura formale dell'opera. Questa sinfonia è costruita secondo la tecnica busoniana della giustaposizione stilistica, cioè di tre stili che vengono accostati senza soluzione di continuità. Gli stili che si alternano, conferendo poi una struttura al brano, sono tre: lo stile religioso, lo stile sinfonico e poi lo stile bucolico e pastorale. Ecco, se la sinfonia del Dottor Faust rimanda alla macrostruttura dell'opera, la stessa cosa e in maniera ancora più completa fa il prologo in cielo per il Mefistofele, in cui al centro sta l'intermezzo drammatico e le altre parti sono in relazione simmetrica. La forma sinfonica ad arco del prologo del Mefistofele è d'altro canto perfettamente in linea con quell'idea tutta busoniana di unità della musica. Mai prima di Boito una forma sinfonica è stata inserita in un'opera lirica e bisognerà aspettare poi la Turandot di Puccini per vedere compiuta una simile idea. Certo, è una forma sinfonica idealizzata ben lontano dalla struttura classica della sinfonia, ma in fondo la situazione è simile a quella del secondo prologo del Dottor Faust. Scrive infatti Busoni: ho riunito le 6 voci dei demoni in una serie di variazioni basata sul motivo domanda e risposta. In questo caso la forma variazioni di cui parla Busoni è ben lungi dall'essere canonica, ma è drammaturgicamente efficace e nuovissima. La modernissima idea di applicare al teatro musicale o inserire nel dramma musicale forme non tradizionalmente sue fu quindi sperimentata da Boito più di 50 anni prima di Busoni. Oltre alla forma sinfonica dell'intero prologo, in cielo si pensi per esempio alla forma di scherzo con cui è costruita la primaria di Mefistofele o alla fuga infernale. O si pensi alla variegatissima serie di marce, danze, eccetera, eccetera, e cori festosi all'inizio del primo atto del Mefistofele, che tanto ricorda la forma di suite barocca che Busoni utilizza invece nel suo Dottor Faust. Ecco, quest'ultima similitudine può essere sia una casualità che una derivazione di una memoria subconscia. Stessa cosa potrebbe dirsi per esempio per la costruzione del primo tempo del prologo in cielo che inizia l'opera di Boito, il quale sotto certi punti di vista ricorda il preludio del Dottor Faust di cui abbiamo parlato. L'opera inizia con gli squilli di trombe, le 7 trombe del giudizio che rappresentano lo stile sacro e solenne. Si passa poi ad una semifrase in stile più bucolico e cherubico affidata a flauto, oboe, clarinetti ed arpe, e si passa infine ad una semifrase in stile sinfonico affidata a tutta l'orchestra. Questi 3 elementi, che a livello di diversità stilistica ricordano quelli del preludio del Dottor Faust, si alternano senza soluzione di continuità. In tutto il prologo in cielo è poi da evidenziare il grande utilizzo che Boito fa, come del resto accade per tutta l'opera, degli strumenti e dei cori sul palco e nel retropalco, quasi creando uno spazio sonoro tridimensionale.
La prima fanfara, per esempio, di Ottoni è sul palco al centro, la seconda a destra, la terza a sinistra. Dalla quarta in poi i tromboni sono nel fondo, a guisa d'eco. Le due falangi celesti cantano sul palco diviso, ottenendo due cori battenti e molto molto altro in realtà. Stessa cosa tenterà di fare Busoni nel suo Dr. Faust. Scriveva infatti: in questa partitura ho fatto il primo tentativo di creare un orizzonte sonoro, una prospettiva acustica, facendo spesso cantare e suonare dietro le scene, in modo che ciò che non si vede sia svelato da ciò che si ode. Busoni non rinuncia poi a dedicare a Mefistofele, come Boito, 2 ballate. La sua prima ballata è inserita nel secondo prologo e conta all'interno della partitura lo strumento diabolico per eccellenza, lo xilofono, che rimanda all'elemento del sonaglio su cui Boito aveva basato tutta la caratterizzazione musicale del suo Re degli Inferi. Scrisse infatti Boito nelle note al libretto: nelle vecchie leggende del Faust, Mefistofele è sempre annunciato da un tintinnio di sonaglio. La seconda ballata invece non è altro che il lead di Mefistofele, uno dei leader di Busoni tratto dal Fausto di Goethe a cui ho accennato in precedenza, orchestrato e inserito integralmente nell'opera con un testo diverso. E così come la pulce del lead originale, qui forse accostata a Faust, pizzicava e morsicava senza poter essere uccisa dalla regina, così forse doveva fare il Mefistofele di Boito alle idee di Busoni. Qualche cosa con cui si è necessariamente dovuto confrontare, che forse pur non volendo influenzò alcune sue scelte. Le due opere, per concludere, condivisero anche lo stesso triste destino. Mefistofele ebbe maggior fortuna ed ebbe un'influenza sul teatro musicale della sua epoca, ma la sua carica rivoluzionaria di partenza fu assai limitata nella seconda versione, mentre nessuna scuola sgorgò dal Dr. Faust, e questo capolavoro, ultimo sforzo di un genio come pochi la storia conta, è rimasto pressoché nell'oblio. Grazie. Ecco, dopo questa bellissima relazione di Samuele Chino, vi introduco un momento la nuova parte musicale. E volevo fare così semplicemente del gossip su Boito, nel senso che Busoni, che ebbe sempre di difficilissimi rapporti con i suoi contemporanei, amava tantissimo Boito. Semplicemente si dice perché Boito gli aveva sempre detto di smetterla di suonare il pianoforte e di dedicarsi alla composizione. L'aveva moltissimo apprezzato come compositore, cosa che Busoni non era affatto nella sua epoca, anzi aveva pochissime esecuzioni e per lo più le esecuzioni erano le sue, insomma, nei suoi concerti, ma non era apprezzato né dagli interpreti e neanche dai colleghi compositori. Allora, per inquadrare un momento la figura di Busoni e queste divergenze, per Busoni ogni opera d'arte è sperimentale. Busoni dice: l'artista creatore non dovrebbe accettare alcuna legge tradizionale, bensì cercare una legge propria e adeguata al suo caso la dovrebbe formulare e poi di nuovo distruggere. E così incessantemente l'interprete deve raccogliere il testimone del compositore e sentirsi stimolato a compartecipare al processo creativo del compositore. Quindi l'idea musicale viene messa in musica, e già nell'essere messa in musica, per essere scritta materialmente per orchestra o per violino e pianoforte, già quella per Busoni è una trascrizione di un'idea musicale. E quindi l'interprete riceve il testimone dal compositore e continua il lavoro sull'idea musicale. Quindi il concetto di trascrizione, per cui Busoni è universalmente noto, è molto ampio e molto diverso, diciamo, da quello che ho dall'accezione contemporanea, insomma, per la quale una trascrizione per lo più è un vestire di una veste sonora nuova a un'idea musicale che si ritiene immobile. Per Busoni invece l'idea musicale era, diciamo, in continuo movimento.
Busoni era un grandissimo sperimentatore e addirittura si è interessato dei sesti di tono, di costruire armonium con i sesti di tono, e aveva come allievo Varese, per dire che però d'altro canto non ha mai suonato alcun brano, ma neanche dei suoi contemporanei, cioè Busoni non ha mai suonato né Debussy né Ravel, nessun altro. Suonava Beethoven, qualcosa di Beethoven, perché anche su Beethoven era molto critico, Chopin, Liszt e la sua musica. Praticamente era il suo percorso musicale che portava alla sua musica, cioè gli autori, Bach naturalmente, da lui apprezzati, e si arrivava a lui. Quindi era la linea evolutiva della storia della musica secondo la sua concezione, insomma. È stranissimo perché invece Busoni era una persona coltissima, conosceva tutta la musica del suo tempo, aveva programmato concerti sinfonici con opere di Debussy, di Sibelius, di tutti. Però quando si trattava di operare lui con la propria sensibilità era molto vincolato, insomma. Allora adesso sentiamo questo divertimento per flauto pianoforte che è un brano emblematico di quella che si chiama la Jungklassizität, che non è il neoclassicismo, cioè il neoclassicismo è un prendere uno stilema antico e rifarlo. Per Busoni invece questa è, come diceva anche Samuele prima, immergersi nella cultura del passato, trarne tutte le possibili cose belle che si sentono e che si condividono e ripresentarle in un linguaggio moderno. Infatti questo divertimento, diciamo, grossolanamente sembra riferirsi a Mozart, però già dall'introduzione flutta da un centro tonale all'altro continuamente, come se evitasse qualsiasi legge di gravità tonale. Quindi anche qui vediamo, questa si potrebbe chiamare incongruenza, ma è il personaggio stesso di Busoni che determina questo modo di affiancare varie tendenze e vari suoi modi di esprimersi. Anche qua Busoni ammirava tantissimo Mozart per la concisione, per la brevità, e lui è conciso al punto che certe volte per seguirlo, sentirete, è difficile perché si alternano, restringe tutte le parti della forma sonata, più o meno si tratta di forma sonata il primo tempo, rendendo anche difficile la comprensione, perché è come un vari flash di una forma sonata. La parte centrale invece è un brano originariamente scritto per clarinetto e pianoforte che lui riutilizza e affida al flauto. Anche qui Busoni riutilizza molte volte i materiali, non sempre nello stesso modo, variandoli a secondo del suo istinto, diciamo, creativo. Il Tanzwalzer è un pezzo curiosissimo, si dice quasi improvvisato in una notte al ritorno a casa, sentendo un violinista e un pianista suonare dei valzer di Strauss in un caffè concerto di Vienna. Vabbè, Johann Strauss venne ammirato da tutti i grandi viennesi, da Brahms, Wagner addirittura, Schoenberg, Webern. Era osannato da tutti questi grandi innovatori, diciamo, come uno dei più geniali compositori del suo tempo, insomma. E Busoni altrettanto, non è assolutamente un'opera stilizzata, cioè non prende il valzer e lo stilizza, lui il valzer lo prende così com'è, insomma. Infatti sentirete il valzer vero e proprio, insomma, una serie di valzer concatenati veri e propri. Solo che anche qui aggiunge delle piccole, che però diventano per noi macroscopiche, diciamo, deformazioni armoniche, linee secondarie, piccoli contrappunti che rendono l'opera totalmente nuova. Bene, allora salutandovi vi auguro buon ascolto e lasciamo lo spazio alla musica. Buona serata.
dire, dai, il cappello.